Non sfilerà iroso alla Dunata del Piave, ma la speranza del glorioso reparto Salmerie di Vittorio Veneto è quella di averlo con loro nel posto d'onore che un fedele servitore della patria e degli alpini come è stato questo mulo merita. Ultimo di muli combattenti, iroso la bellezza di 38 anni, più di un secolo se fosse uomo. A Treviso sfileranno certamente gli altri 5 esemplari del reparto: Mila, Orio, Vulcano, Dora e Marna. Terza sezione della Marca per numero di componenti. A Vittorio Veneto gli alpini proseguono le tappe di avvicinamento alla sfilata di domenica 14 maggio. Quelle che ci mancano sono adesso quelle prossime: la marcia dal Piave, dalle sorgenti alla foce del Piave, su tutte e due le sponde, percorrendo appunto questi 249 chilometri che sono, con una staffetta, fermandoci ai monumenti per rendere onore ai nostri caduti. Il 29 aprile la cerimonia ai 1000 papaveri rossi all'Isola dei Morti, poi il concerto della fanfara. Venerdì 12 maggio l'alzabandiera contemporaneo a Cimagrappa, all'Isola dei Morti, a Sacrario di Nervesa della Battaglia, quello di Fagarè e a Treviso. Un'organizzazione già proiettata verso la grande Dunata del Triveneto, in programma dal 15 al 17 giugno 2018, anniversario della fine della Grande Guerra. Posto d'onore per il reparto Salmerie, che, non ancora riconosciuto dai vertici alpini a Treviso 1994, sfondò per partecipare alla sfilata. Niente di tutto questo tra poco meno di un mese. È consolidata la tradizione, ormai siamo richiesti e ricevuti, come dire, braccia aperte, con grande entusiasmo, per cui insomma arriveremo alla grande.